Chal e c'è una qualche festa, non lo so. Siamo sul vialone principale che costeggia il lungomare e questo c'è un profumo pazzesco e fiori dappertutto, è stupendo. Prima giornata effettiva a Madeira e l'idea è di andare a Pico de Areiro e magari fare il trekking da Pico de Areiro a Pico de Ruivo. Solo che già partiamo bene, abbiamo lasciato la macchina là e perché Pico de Areiro, che è lassù, c'è la fila di macchine fino qua sotto, quindi abbiamo lasciato la macchina là, ho lasciato la macchina là e adesso iniziamo già a fare un po' di sentiero per recuperare un po' di terreno. La vista però ci paga. Sto salendo in cima a Pico de Areiro, la macchina ormai non si vede neanche più, era là dietro, quella non so se si vede, è la lingua di São Lourenço, vediamo, va così e proseguiamo che ancora ce n'è. Adesso come riprendo fiato siamo arrivati in cima a Pico de Areiro e la vista, signori, è mozzafiato, non so se l'action cam rende. Quello là dovrebbe essere Pico Ruivo e è stupendo. Ho perso un po' il fiato più che altro perché sono salito oltre 200 metri, quasi 250 metri di dislivello in forse 20 minuti, quindi acclimatarsi qua è un po' difficile, non ti viene dato il tempo di acclimatarsi. E questo dicono sia il caffè con la vista migliore di tutta Madeira e non lo metto in dubbio. Là c'è la lingua di São Lourenço e niente, è stupendo. Non so quanto possa rendere, ma è abbastanza da vertigini come posto. A spegnere e riaccendere la camera, ma perché ogni 2 secondi svolti l'angolo ed è sempre più bello, sempre più che ti lascia senza parole. Sono forse a metà neanche del sentiero, ma si iniziano ad alzare le nuvole e il Garmin mi ha già dato allerta meteo, per cui, essendo, diciamo, tra virgolette da solo, perché in realtà come si vede è pieno di gente, preferisco tornare indietro e al limite arrivare a Pico Ruivo da dietro durante la settimana. E quindi torniamo indietro, mangiamo e poi decidiamo cos'altro fare nell'arco della giornata. E volevo far vedere questo passaggio qua, che è particolarmente da vertigini. Tornando indietro sono arrivato circa a metà, ma si stanno iniziando ad alzare le nuvole.
Sto tornando verso la macchina e è stupendo perché sembra di camminare in un'isola, in una montagna in mezzo al cielo. Questo è il giardino botanico di Madeira. Si spera a vedere delfini e balene. Adesso vedremo. Dopo il fallimento di questa mattina, perché non sono stati avvistati né delfini né balene, mi sono spostato al parco di Monte Palas, altro parco naturale fra i più belli, dicono, di Madeira. Nel frattempo piña colada con free refill. Di scendere per le strade di Funchal, signori. E vi faccio notare che questa strada è aperta al traffico, cioè da qua scendono anche le macchine, e a venire in su io ieri stavo venendo su sulla destra, per cui in questa parte qua, e mi hanno subito fatto notare che invece per questa strada qua si va, diciamo, in contromano, si sta sulla sinistra perché scendono loro e dietro hanno le macchine, cioè, perché comunque è una strada normalissima. Signori, qui abbiamo uno spettatore invece molto particolare. Buongiorno, oggi iniziamo a spostarci da Funchal per andare nella parte nord-ovest dell'isola e iniziamo il tour con Cabo Girao, che dovrebbe essere uno dei punti panoramici, dicono il più bello dell'isola, estremamente turistico, si fa fatica a trovare parcheggio come in realtà un po' dappertutto qua a Madeira, però dicono uno dei punti panoramici più belli d'Europa e fra i più alti, perché dovrebbe essere proprio a strapiombo e dovrebbe esserci anche un balcone di vetro con sotto il niente. Pensavo fosse gratuito, invece tocca pagare 2 euro, però tocca pagare. Speriamo almeno che ne valga la pena, anche perché altrimenti vi dico, c'è la stradina là dove più o meno ho parcheggiato, che se continuate arrivate là in cima circa e è gratuito e la vista è ancora, cioè è bellissima comunque, fidatevi, tipo da lì la vista è la stessa identica, però speriamo ne valga la pena. Adesso vediamo.
Ok, bello sicuramente, un po', non dico sopravvalutato, però col fatto che è veramente pieno di gente, bello, lo vedi e poi vai via, perché in realtà non è che poi c'è tanto da vedere, c'è tanto da fare, lo vedi e basta. Però bello, molto figo essere su uno dei punti più alti d'Europa col vetro a vedere sotto. Ok, adesso torniamo alla macchina, direzione cascata do Anjos, non so come si pronuncia. Allora, qua all'inizio l'hanno pericolo caduta massi anche qua, è tutto molto franabile perché frana, però la vista vale la pena. Però la cascata penso fosse quella, vediamo se zoomando un po', ce n'è una anche qua che viene giù. Come vedete noi prima eravamo lì e siamo dovuti tornare indietro perché a quanto pare non c'è più la strada. Ok, siamo tornati in macchina e proseguiamo il viaggio verso Porto Moniz. Dovrebbero essere circa una mezz'oretta di macchina ancora e poi vediamo lì intorno a Porto Moniz dovrebbero esserci le piscine naturali molto belle e il bosco di adesso non mi ricordo il nome, però dopo ve lo dico, molto molto particolare, quindi vi aggiorno dopo. Volevo farvi solo vedere come in un attimo il clima è cambiato ed ecco come il clima in una frazione di momento può cambiare. Ci troviamo in un paesaggio surreale, molto creepy ma perfetto per quello che voglio andare a fare oggi, quindi speriamo di fare delle belle riprese tardi. Allora, stavo guidando e no, c'è anche il cucciolo, oddio. Stiamo letteralmente guidando in mezzo alle nuvole. Questo è il meteo di Madeira. Sono arrivato a Porto Moniz, sta scogliera, laggiù ci sono le piscine naturali che adesso andiamo a vedere. L'acqua è meravigliosa e sono molto più grandi di quanto mi aspettassi, sono anche pieni di pesci, al sicuro dalle correnti, ma pensavo più fredda, in realtà l'acqua è molto non è freddissima, dai. Ho deciso di entrare all'acquario di Porto Moniz, che potrebbe essere piccolino ma a quanto pare molto bello. Ho fatto bene. Speravo fortemente di trovare questo posto con la nebbia perché lo rende ancora più suggestivo.
ultima giornata, diciamo, nella costa nord. Volevo dare un ultimo saluto a questa parte che, per quanto brutta perché non c'è un cazzo, è anche altrettanto bella perché è appunto selvaggia. Molto scivoloso. Non è neanche così fredda, pensavo peggio, però freschina comunque. Questa è la spiaggia di Seixal, dicono uno dei paradisi dei surfisti, e effettivamente le onde non mancano e la vista è incredibile. Laggiù non so se si vede, ma c'è anche una cascata che cade direttamente in mare, più grande e profondo. Vorrei anche farvi vedere il Gimni con la tenda sopra, bellissimo, però ci sono accampati qua. Mi sono fermato un secondo perché, a parte l'acqua, che non so se si vede, ma lì si crea un mini arcobaleno. Quest'isola continua a stupirmi ogni volta di più, è meravigliosa, veramente. Siamo in cima a Pico Ruivo, lì c'è il rifugio e la cima in realtà è lassù, adesso non si vede, e a 500 metri. Ecco, già in 2 minuti si è riaperto e si dovrebbe vedere un po', intravedere la cima lassù, per cui già, cioè, è passato proprio un minuto, tempo che passino le nuvole, perché qua le nuvole a quanto pare stanno molto basse, non siamo altissimi, siamo 1800 metri e la cima è 1860 metri, 1863 se non ricordo male, e le nuvole restano molto basse, per cui quando arrivi in cima, come è capitato a Pico de Areiro, eravamo sopra addirittura le nuvole, per cui si vedeva, c'era un bellissimo tempo, mi sono anche bruciato e si vedeva tutto benissimo. Basta aspettare un attimo e il clima cambia veramente nell'arco di 5 minuti. Sto salendo, la cima un po' si è aperta, però comunque non è che ci sia una gran vista, quasi tutto coperto ancora. Allora, quello là dovrebbe essere il vero rifugio di Pico Ruivo e io pensavo fosse quello dove ero prima, e infatti mi avevano detto a 500 metri dal rifugio la vetta, e invece dal rifugio dove ero io prima è circa 2,5 km, però ci siamo, dai. PR 1.2, che è il tratto di sentiero che porta alla cima, 500 metri. È assurdo come da sotto magari ci fossero le nuvole, ma la cima è sempre sopra le nuvole. Assurdo. C'è anche qualche coraggioso che ha deciso di piantare qua sulla tenda e probabilmente passarsi la nottata qua per vedere l'alba. Complimenti, ma non so se lo farei, non da solo almeno.
una cima che è già stata conquistata da qualcuno delle marmite, da Yuri in teoria, ma non c'erano ancora le felpe, per cui, che è un po' come piantare la bandierina, per cui portare la felpa delle marmite fino in cima a Piccolo Uivo è una grande cosa per me. Se si vede l'arcobaleno, prima si vedeva di più, ho fatto una foto. Siamo alla punta di San Lorenzo e ho appena iniziato il trail che mi dovrebbe portare un po' più avanti, appunto lungo la lingua. Si dovrebbe vedere meglio di arcobaleno. Comunque siamo arrivati in cima, ci è voluta circa un'oretta e non so se tornare già indietro, perché tanto vedendo come qua ci sarà un gran tramonto da vedere, però non so neanche come sarà l'alba domani mattina, per cui penso che arriverò su, do un'occhiata, torno indietro. Il punto più estremo di San Lorenzo. Buongiorno, venerdì mattina, in realtà sono ormai le 11. Sono venuto su alla Levadas delle 25 fonti, ma questo è il clima, il meteo. Da questa parte qua in realtà già è un po' più bel tempo, però le nuvole comunque stanno passando venendo in qua, per cui laggiù nella parte sud come sempre è bel tempo, là come ho fatto vedere prima, e si sente un po' da qua già il rumore delle cascate, e sicuramente bella, ma non ne vale la pena. Siamo tornati in barca, oggi il clima non è dei migliori, ma almeno facciamo il bagno. Yeah, not so bad. Beh, bagno nell'oceano, fatto anche quello. Dopo un po' ti abitui anche all'acqua. Non caldissima, ma neanche così fredda in realtà. E lassù c'è Capo Girao, il punto panoramico più alto.